Amici di Bella Sicilia, guardate dove siamo oggi. Siamo nella cucina comunale di Castel di Lucio, dove si sta lavorando per preparare varie specialità locali. Buongiorno! Buongiorno! Ma cosa state preparando qui? Allora, stiamo preparando tabische con la ricotta, che le prepariamo là, ancora deve arrivare, freschissima. Poi tabische con le acciughe, con il pomodoro e con la salsiccia arrostita. Ecco, facciamo vedere cos'è la tabisca. Allora, la tabisca è un panino che ha poca mollica. Vi faccio vedere qua, la signora la sta riempiendo. Allora, la tabisca l'abbiamo aperto e gli mettiamo le acciughe. E questa è una delle versioni. Quindi stiamo mettendo l'olio condito con prezzemolo, un po' di aglio, un po' di peperoncino. Poi l'altra versione è con il pomodoro. Andiamo a vedere quella col pomodoro. Allora, eccola qui. Pomodoro condita con sale, olio, basilico, origano. L'origano non deve mancare perché ha un buonissimo profumo. E questa è un'altra versione. E poi quella con la ricotta fresca, ancora la ricotta deve arrivare freschissima. E poi con la salsiccia arrostita, là direttamente nel bosco. Andremo quindi tra poco nel bosco a gustare queste specialità. Esatto. Allora, amici di Bella Sicilia, fateci sapere da dove ci state guardando, noi vi auguriamo buona domenica. Se siete nei dintorni potete ancora avvicinare e gustare queste specialità. La tabisca è un pane tipico di questo borgo. È un pane tipico di questo borgo, esattamente. Una volta lo facevano sempre le donne in casa prima di fare il pane, perché prima c'era l'usanza di fare sempre il pane fatto in casa, perché il pane era l'elemento essenziale delle nostre tavole. La sua caratteristica è quella di non avere la mollica, avere pochissima. Sì, pochissima mollica, perché nel forno si gonfia e quindi appena si alza la mollica si svuota di mollica, diciamo. Perché un pane schiacciato, la pasta si fa schiacciata, poi si gonfia e quindi mollica ce n'è poca. Ma lo troviamo tutto l'anno in questo borgo? Oppure solo per questo? Sì, ora lo fanno, sì, tutto l'anno. Allora l'invito è quello magari di venire qui a Castel di Lucio tutto l'anno e gustare la tabisca, perché ha un sapore particolare, intanto è il sapore della tradizione. È speciale perché si possono degustare tutte e tre, quattro le specialità delle tabische farcite, quindi c'è un mix di sapori, di gusto e di odori. E poi le gusteremo in un luogo speciale, vicino al labirinto d'Arianta. Esattamente, vicino al labirinto. E qui invece state preparando? E alla fine la macedonia che già abbiamo ultimato, stiamo ora condendo con lo zucchero. Ed è già pronta. Complimenti, ma sappiamo che c'è anche un ragù speciale, ce lo mostra? Chi ce lo mostra? Vediamo un po', guardate. Un ragù freschissimo, fatto di stamattina, con carne macinata, pronto per condire i nostri rigatoni. Quindi continuerete a lavorare qui nella cucina comunale, che poi è aperta tutto l'anno, oggi per questa festa di primavera, ma è aperta tutto l'anno per i bambini e anche per gli anziani. Sì, per il pasto caldo degli anziani, tutti i giorni. Cerchiamo di garantire il meglio. Allora, qui si continua a preparare ancora i panini. Ma quanti ne state preparando? Tantissimi, vero? Sì, sì. Allora amici, fateci sapere da dove ci state guardando. Ciao Marco da Torre Grotta. E noi siamo qui a Castel di Lucio, non so se riuscite a vedere lì in fondo il labirinto d'Arianna, e lei proprio in cima a quella collina. Sindaco, buongiorno e buona domenica. Tra poco andremo a gustare queste specialità in un luogo speciale, altrettanto speciale. Dove andremo? Allora andremo nell'area più fantastica della nostra comunità, nel labirinto di Arianna. Lo vediamo proprio lì, in quella collinetta dopo le case, quindi a pochi chilometri dal paese. A un chilometro dal paese abbiamo un'area che fa parte della Fiumara d'Arte e quindi che naturalmente arricchisce la nostra comunità. Abbiamo 3 opere della Fiumara d'Arte dove ogni settimana puntualmente vengono 100-200 turisti ed è il nostro obiettivo migliorarla perché il paese nostro dedito all'agricoltura, ma il mondo sta cambiando ed è agli occhi di tutti, quindi è il nostro dovere anche puntare sul turismo ed è quello che stiamo facendo. Andremo a, come ho detto,
nella precedente intervista, andremo a festeggiare la nostra festa della primavera, una festa dove accoglie tanti turisti, tanti amici, tanti visitatori, ed è proprio la festa della primavera, la festa dell'amicizia, la festa che deve unire, è la festa che ci deve identificare nei nostri territori. Castel di Luce è il paese accogliente e dobbiamo fare di tutto che questa festa sia una festa di gioia, una festa di rilassatezza per tutti. Siamo qua nel luogo della cucina, un luogo dove tutti, come si sta vedendo, sia gli operatori del settore, i nostri operatori della cucina, ma anche tanti amici, tante collaboratrici, tanti dipendenti, tanti volontari vengono a aiutare proprio per far sì che ognuno mette un proprio tassello affinché questa festa trova il suo punto di forza. Allora, tra poco mostreremo le immagini poi del labirinto, del bosco dove andremo a gustare questi panini, ma intanto gli amici che ci stanno seguendo anche dall'estero, c'è Gino dalla Germania, Filippo anche dalla Germania, li salutiamo e li invitiamo a venire qui a Castel di Lucio magari nella prossima stagione estiva, perché qui si vive bene, c'è l'accoglienza, ci sono i sapori genuini. Certo, siete già invitati alla prossima festa, come sarete invitati nelle manifestazioni che facciamo nel mese di agosto. Facciamo altre due importantissime sagre, l'antica Sapori, facciamo la festa della saga del Cascavallo, quindi siete invitati. Ci sono tanti anche nostri emigrati sparsi in tutta Italia, anche in Europa, che invitiamo di ritornare alle loro radici e di venire a passarsi il loro pensionamento nella nostra comunità accogliente, e spero che sia di buon auspicio per tutti. Grazie Sindaco, ci vediamo presto. Intanto un saluto agli amici di Bella Sicilia, entriamo un po' leggermente in cucina, venite assessori. Solo un piccolo saluto perché poi andremo a gustare queste specialità. Intanto Loredana ci saluta dalla Svizzera, poi Antonino da Messina, abbiamo anche Carmelo, Giuseppe. Allora, abbiamo tanti amici che ci stanno seguendo da varie località italiane e dall'estero, li salutiamo, Assessore. Assolutamente, un saluto a tutti e venite a Castel di Luce a trovarci e a visitare questo piccolo borgo. Vi aspettiamo. E intanto qui si continua a lavorare per preparare queste bontà che tra poco gusteremo, quindi in un luogo speciale. Ci sarà anche la musica, ci sarà tanta musica, tanto divertimento e soprattutto vivremo la natura a 360 gradi. Oggi è la festa di primavera, ma qui a Castel di Lucio la festa e l'accoglienza c'è tutto l'anno, vero? Cerchiamo di dare il meglio, diciamo che l'accoglienza è una caratteristica proprio insita nel cuore del Castelluccese. E poi tanti sapori genuini, vero? Tantissimi sapori, vi ricordo I cosiduci anche. Ha seguito Bella Sicilia, i cosiduci, quindi noi spaziamo dal dolce ai prodotti del pane, oggi assaggeremo anche la carne alla brace, anche perché la specialità di Castel di Lucio è anche l'allevamento dei bovini e anche la produzione di carne, quindi a 360 gradi l'arte culinaria a Castel di Lucio è garantita. E non dimentichiamo anche i prodotti caseari, poi con la sagra proprio centrale dell'anno con da Duca Scavallo. Bene, allora amici, noi vi salutiamo e vi auguriamo una buona domenica, vi aspettiamo a Castel di Lucio in provincia di Messina. Siamo in provincia di Messina. Ciao Angela da Milano, Sebastiano da Zurigo, ciao Dario, ecco, ciao a tutti, anche a Flori dalla Romania, e qui le donne di Castel di Lucio continuano a preparare queste specialità. Salutiamo gli amici di Bella Sicilia che ci stanno seguendo. Ciao ciao. E un applauso alla cucina e tutte le impiegate. Complimenti.